Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlare di qualcosa che si è sempre parlato negli anni scorsi, quando io ero bambino, e che suonava sempre come un mistero, come qualcosa che bisognava sapere per forza, no? E a un certo punto, verso 7 anni e mezzo, quando sono stato tirato sotto da una moto, a un certo punto mi si sono aperti gli occhi perché sono andato su nel tunnel di luce, sono arrivato su e ho cercato Gesù Bambino, ma non l'ho trovato. E poi sono tornato giù, ho incominciato a raccontare al prete del paese, al sindaco del paese, cosa avevo visto per un'ora e mezza su di sopra, e a un certo punto mi hanno cominciato a fare la guerra, no? E quindi vorrei parlare del terzo segreto di Fatima, no? Che sembra quasi qualcosa di retro o di vintage, perché chiaramente quelli della mia età, a un certo punto, che hanno più o meno 60 anni, in fondo il terzo segreto di Fatima era una cosa che faceva scalpore. Oggigiorno le nuove culture, generazioni, si possono dire, questo terzo segreto di Fatima proprio non lo digeriscono bene, se non qualche zona retro del pianeta, no? Ma parliamo un po' di questa cosa. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove stiamo rilanciando il gruppo Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, in cui abbiamo già 1200 e passa amicizie. Vi ricordo che alle 18:30, quasi sempre nel canale Marietto Veneziano, ci sono mezz'ora di numero di sibille interattive gratuite. Il link per chi vuole saltare la colonna è qua sopra, no, lo vedete qui sopra, vi attaccate a Telegram, potete chiamare direttamente e per mezz'ora io sono disponibile gratuitamente. Se volete consulenza a pagamento, costano 20 euro, 45 minuti pagabili solo tramite PayPal. In più abbiamo il sito capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, basta che vi collegate. Potete scaricare più o meno 120 ebook, di cui ne sono già stati scaricati più di 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha già regalato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici targati Marietto Veneziano. Bene, dopo questa tirata, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e anche a quello di Ildegard. Vi ricordo che Ildegard è con noi alle 21:30 del lunedì sera, al mercoledì con me nel mio canale e nel suo canale al venerdì alle 21:30. E se non vi siete ancora iscritti, sarebbe bello che vi iscrivete. Bene, parliamo di questo terzo segreto di Fatima che andava forte quando le persone lavoravano in fabbrica e praticamente hanno cominciato ad avere la 500, il baby boom, no? Quel periodo finita la seconda guerra mondiale in cui l'Italia stava rimettendosi in moto e le persone, al posto che andare alla domenica in chiesa, prendevano la 500 e correvano al mare. La 500 praticamente, che voi ci crediate o no, ha dato uno smottamento alla chiesa di Stato di quel periodo, per il semplice fatto che le persone, avendo più libertà movimento, preferivano spendere qualcosa a livello pecuniario nella benzina e muoversi e uscire a visitare qualche cos'altro. E diciamo che la 500, la Fiat ha dato una bella botta in quella direzione. Poi chiaramente la Chiesa di Stato in un certo senso ha promosso questo terzo segreto di Fatima, poi c'è i 3 giorni del buio, insomma, era un po' la New Age di quegli anni lì, no? In quegli anni lì si tirava un po' in quella direzione lì, ma poi cambiando la mappa mentale con i vari social delle persone e l'evoluzione, il terzo segreto di Fatima è andato in cantina. Con anche i 3 giorni di buio, no? Infatti, quando voi scrivete i 3 giorni di buio o il terzo segreto di Fatima, è un byte click, cioè la gente clicca per sentire le ultime novità. Ma le ultime novità io le ho viste a 7 anni e mezzo quando sono stato tirato sotto da una moto dei vigili, no? E sono andato su e a un certo punto ho cercato subito Gesù Bambino e non l'ho trovato. Quelli che erano sopra mi hanno detto: guarda che qui di Gesù Bambino ce n'è poco, no? E devi tornare giù e avvisare un po' gli altri che la situazione è diversa. Di terzo segreto di Fatima qui non ce n'è. E io sono tornato giù, sapete, l'ingenuità di un bambino di 7 anni e mezzo, no? Che vado dal prete, gli racconto questa cosa, e mi dice: guarda, tu ragazzo sei troppe cose, bambino, sei troppe cose, ti dobbiamo fermare, no?
A un certo punto mi ha fatto abiurare, però io gli ho detto, guardate che io ho già visto la fine del film, voi quando io ci sarò ancora non ci sarete più e continuerò a dire. Quindi quelli che in un certo senso si arrampicano sopra questi pseudo veggenti da terza, 3 giorni di buio, il terzo segreto di Fatima, roba del genere, sono stati un po' spiallati da questi social che praticamente hanno, tra virgolette, allargato la mentalità delle persone e fatto conoscere che esistono altre materie spirituali e conoscenze esoteriche alla portata di tutti. E quindi questo terzo segreto di Fatima ha perso un pochettino la sua importanza. Io mi ricordo tempo fa che c'è stato un tipo veggente che vedeva le Madonne, roba del genere, no? Le Madonne di Stato, che a un certo punto è diventato da uomo, è diventato donna, chiaramente ha spelato via tutto quello che poteva spelare ai suoi fedeli e adesso penso che sia in prigione. E mi ricordo che era andato in alcune famiglie e proponeva di costruire dei crocifissi nel mondo, no? Chiaramente a persone facoltose, per non fare in modo che succeda la fine del mondo. Allora, partiamo dal presupposto che questo signore, poverino, adesso ne è patria galere e ha cambiato sesso. Partiamo dal presupposto che era in buona fede, no? Che aveva magari qualche tipologia di, non so io, di allucinazione, però i soldi li ha presi da queste persone che erano benestanti, no? Infatti è stato denunciato dai figli di queste persone benestanti che lui andava a catturare i soldi per costruire questi crocefissi. Allora, io ho già spiegato nelle mie pillole che Roma una volta era praticamente gestita da un genio che si chiamava Saturno, in altre parole, no? E quando c'è stato questo cambio, no, dell'impero romano che ha capito che stava per crollare, si è, tra virgolette, riciclato sicuro in una chiesa, in una religione stato più o meno nel 400-500 d.C. Con le varie epurazioni delle varie religioni è nato questo Gesù bambino, con i re magi e quant'altro. E quindi quando noi incominciamo a credere o aspettare il terzo segreto di Fatima, che più della bomba di Hiroshima e Nagasaki, c'è poco da sperare che non succeda nient'altro di peggio, anche se noi sappiamo benissimo che il cibo spazzatura di oggigiorno fa un sacco di problemi. Adesso noi siamo non nel terzo segreto di Fatima, ma siamo in una situazione in cui dopo il 95 è scesa la possibilità di trovare il Messia nei libri di Kabbalah, e questo qui non è un terzo segreto di Fatima, ma è una cosa realistica. Per i cabalisti il Messia è tornato ed è dentro i libri. Chi ha l'anima cabalistica sa benissimo quello che sto parlando. Ma per gli altri, quelli che stanno aspettando i 3 giorni di buio, il terzo segreto di Fatima, il ritorno del Messia promesso e tutte quelle cosettine lì, io vi dico solamente che a Gerusalemme ogni anno più o meno vengono rinchiuse in manicomio 30-40 persone che vanno là davanti al muro e dicono di essere il Messia ritornato, il Gesù Cristo. Alcuni non riescono a prenderli, corrono nel deserto e muoiono morsi da o scorpioni o serpenti. Quindi questa, tra virgolette, situazione che in un certo senso è imbrigliato queste persone che poi col 500 sono riusciti a sfuggire e andare al mare, ma prima della 500 praticamente si mettevano il vestito la domenica e andavano ad aspettare che qualcuno li salvasse, andavano in chiesa ad aspettare nella chiesa di Stato. Oggigiorno invece, dopo la 500 è arrivato il social e quindi oggigiorno molti a praticamente costo quasi zero possono conoscere altri segreti che non è quello di Fatima. Chiaramente ci sono altri pericoli, però il Marietto qui, il De Garda è qui, possono sempre dare delle nuove dritte. Chiaramente noi non abbiamo la verità in tasca, ma per quelli che cercano il terzo segreto di Fatima, perché ho alcuni che mi contattano in PVT, mi fanno queste domande, oltre i giorni di buio, la situazione è grave perché, come aveva già detto il Marietto 8-9 anni fa, sarebbe arrivato dal 2000 al 2029 un periodo veramente impegnativo. Chi ha attivato tutti i circuiti già 5-6 anni fa è un passo avanti, chi li attiverà in futuro chiaramente avrà perso del tempo, di conseguenza avrà quello che ha seminato. Ma tutti quegli altri invece che stanno ancora aspettando il ritorno del Messia
i 3 giorni di buio, il testo segreto di Fatima, lasciate stare perché la 500 sembra una barzelletta, ma ha risolto grandi di queste, cioè non grandi, ma ha risolto delle domande a queste cose qua, no? Ha dato delle risposte. Prendetevi a 500 e andate al mare a prendere il sole. Grazie cari amici e alla prossima.